Buongiorno cari amici e benvenuti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi volevo introdurre un argomento molto importante per quello che è la ritualistica magica. Sempre sono stati rispettati i tempi e momenti magici fin dall'antichità. Questo vale per qualsiasi operazione di natura occulta e per qualsiasi intendo sia nella pratica della sigillazione che nella ritualistica vera e propria, in quanto ogni momento e ogni attimo della giornata, ogni ora, ogni minuto è governato da delle potenze, delle intelligenze del piano astrale. Cabalisticamente molti conoscono appunto queste intelligenze come angeli, ma non solo influenzano in modo netto la personalità di ogni singolo individuo, ma possono anche agevolare o ostacolare, se non sono utilizzati, diciamo così, questi influssi in modo accorto. Pertanto va tenuto sempre conto di ogni aspetto nel momento in cui si intraprende un'operazione di tipo magica, non solo nella forma di rituale, ma anche proprio per un'evoluzione interiore. Ci sono dunque dei momenti che hanno un maggiore significato nelle operazioni che noi andiamo a compiere e che sono propiziatori proprio nei confronti dell'azione. Per quanto riguarda la pratica ritualistica, da sempre si fa affidamento non solo sulle ore planetarie e i dominatori planetari, ma anche sulla lunazione, vale a dire sugli aspetti che forma la Luna e sulle fasi lunari di per sé. In questo caso vi parlerò appunto delle lunazioni, in quanto già di suo la Luna è in grado di influenzare le nostre ritualistiche e i nostri obiettivi, influenzarli in positivo o in negativo. E pertanto è necessario imparare a conoscere i vari momenti e come appunto gestirli, utilizzarli al meglio e cosa ci si può aspettare. È chiaro che sono note le 4 fasi principali e io mi soffermerei principalmente su questo appunto perché sono sicuramente le più importanti e simbolicamente sono quelle che ci aiutano maggiormente a capire e a ottenere determinate cose. Ad esempio, la luna crescente, che è il primo, diciamo, il primo quarto di luna, la luna appunto che da nuova, cioè dall'assenza completa di luna, comincia ad apparire nel nostro cielo all'inizio come una piccola unghia fino a crescere, porta sempre espansione, crescita. Dunque tutto quello che noi vogliamo ottenere come compimento, come raggiungimento, va seminato, diciamo così, nel periodo della luna crescente. Vale a dire, per esempio, se vogliamo avvicinare qualcuno, se vogliamo ottenere dei risultati favorevoli di accrescimento, l'ottenimento per esempio di un miglioramento lavorativo, di un aumento di stipendio, cioè tutto quello che deve essere amplificato, aumentato, è bene seminarlo appunto nel periodo della luna crescente. Per quanto invece riguarda la luna piena, viene utilizzata soprattutto per la conferma di onori, ricchezze, è un momento in cui si possono esprimere desideri sia di tipo materiale che di tipo spirituale per un raggiungimento di una pienezza, per la piena consapevolezza, insomma, per garantirsi, diciamo così, il successo di un'impresa. Va detto però che la Luna è un forte condizionatore dell'essere umano,
Pertanto c'è una piccola curiosità da tenere a mente, che nel momento della sua massima espansione è anche, cioè la luna piena, è anche il momento in cui influisce molto più pesantemente diciamo così, sul nervosismo, sulla calma, su quello che è il carattere, diciamo, lo stato d'animo della persona. In particolare aumenta, per così dire, tutte le caratteristiche sia latenti che predominanti. Pertanto possono verificarsi molto più frequentemente incidenti, si sono registrati anche un maggior numero di suicidi o di omicidi a ridosso della luna piena. Pertanto questo fa capire che sì, è vero che dà una grandissima spinta nella realizzazione dei rituali, ma è anche vero che interferisce moltissimo sul libero arbitrio, se così vogliamo definirlo, dell'essere umano, nel senso che se una persona normalmente è in grado di gestire determinate situazioni e di gestire determinate reazioni, a ridosso della luna piena è molto più difficile. Una persona non consapevole di queste interferenze, di questi influssi, può manifestare in certe situazioni appunto un minor controllo della propria volontà e essere più trascinato in reazioni di tipo meccanico, soprattutto se non fa appunto un percorso di consapevolezza e di correzione. Ma andiamo a vedere invece gli aspetti della luna calante. In luna calante noi agiamo per allontanare. Che possa essere l'allontanamento di qualcuno o di qualcosa non fa alcuna differenza. La luna, mano a mano che perde la sua spinta e la sua presa, ci aiuta anche ad abbandonare, per esempio, cattive abitudini, oppure anche persone che nella nostra vita non sono più eh, utili, ma non intendiamo utili nel senso che abbiamo usato qualcuno e ce ne liberiamo quando non ci serve più, ma nel senso che sono persone che all'interno della nostra vita hanno portato magari problematiche o delle difficoltà anche per noi, oppure comunque rapporti sterili che non hanno più quella spinta di rinnovamento, che non hanno più un beneficio per noi, magari persone particolarmente fastidiose o che ci hanno fatto del male. Ecco, allora in fase di luna calante è possibile appunto allontanare quello che per noi non è più utile, anche se fermo restando sempre che ciò che è veramente utile per noi è di conoscenza solo dell'alto, cioè solo da su, dai regni superiori, dai regni spirituali superiori, veramente c'è la consapevolezza di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato per noi. Noi però intanto recepiamo sempre degli input, come dicevo quando ho parlato dei desideri, e sono degli input che parlano dentro di noi in forma di pensiero o di emozioni, che sono delle comprensioni che noi abbiamo di alcune situazioni o comunque un presentimento, un qualcosa che ci aiuta a prendere poi di volta in volta la direzione più giusta per noi. Perciò se anche sentiamo che una persona o un vizio, per esempio, che abbiamo, come può essere il vizio del fumo o quello di mangiare compulsivamente, ecco, allora in quel caso ne possiamo intervenire utilizzando la spinta della luna calante che serve proprio per allontanare. E infine la luna nuova. La luna nuova è, secondo me, e nell'ambito magico, la luna più potente. Perché? Perché non influenza, perciò in quel momento la volontà dell'officiante è al massimo grado, nel senso che non trova ostacoli da parte dell'astro lunare. Detto questo, vi dico anche un'altra piccola cosina che è una riflessione che dovete assolutamente fare e tenere a mente sempre. Quando si compie un rituale, bisogna sempre restare, come si dice, eh, restare centrati, restare
in attesa, ma anche fiduciosi nel fatto che qualsiasi cosa che viene lanciato nel mondo eterico, presto o tardi, soprattutto se fatto con le giuste spinte e col giusto uso delle forze astrali, torna poi sul piano materiale. È anche vero che non ci si può aspettare risultati non realistici, e quando intendo risultati non realistici intendo che ci si aspetta di fare un rituale oggi e raccogliere domani. Questo è totalmente inverosimile. Possono capitare delle situazioni in cui un rituale trova la sua realizzazione, il suo compimento in brevissimo tempo, ma questo è sempre dato da altri fattori che sono per esempio il karma della persona o il livello di complicazione degli eventi su cui si va ad agire. E soprattutto ricordiamoci che gli eventi su cui si va ad agire sono la proiezione delle persone coinvolte nell'evento. Perciò quando si vanno a smuovere determinate cose non è possibile fare una previsione dei tempi di realizzazione e bisogna essere comunque realistici, tenendo a mente che anche, come ci insegna il libro della vita, anche il più piccolo dei semi, coltivato e interrato nel momento più propizio, ha necessità del suo tempo naturale di compimento, sulla base proprio della natura stessa del seme. Perciò non possiamo immaginarci che una richiesta, a maggior ragione quando è tanto importante, possa realizzarsi nell'arco di 15 giorni. È probabile che avvenga se già era previsto che un determinato avvenimento fosse sul punto di maturazione. Cioè noi dobbiamo capire, e questa è l'onestà dell'officiante che lavora per voi, che è necessario tenere a mente che lavoriamo con le forze karmiche, lavoriamo con le forze astrali e dunque possiamo dare una spinta, possiamo dare una mano, possiamo realizzare laddove la persona ha un karma compatibile. Se ha un credito karmico, allora la spinta dell'officiante gli consente di raggiungere i suoi obiettivi al più presto, di abbattere gli ostacoli, ma se ha tanto debito karmico, allora è necessario lavorare moltissimo, non basterà una lunazione, nessuno può promettervi un risultato in una lunazione soltanto. Buon per chi riesce, ma e alcune volte succede, ma dipende, come ripeto, da tanti fattori. E la cosa più onesta che dovete tenere a mente è che tutto in natura, perché si concretizzi nel modo migliore, nel modo più alto, nel modo più giusto per tutte le persone coinvolte all'interno di questo tipo di lavori, va fatto rispettando dei tempi che sono tempi giusti perché si compia tutto nel modo più giusto. Questo è quello che mi sento di dirvi. Immancabilmente tutto si realizza, ma perché si realizzi al meglio ci vuole il suo tempo. Detto questo, concludo appunto col discorso delle lunazioni e vi rimando alla prossima condivisione. Grazie per avermi ascoltato fin qui, ringrazio e saluto con tantissimo affetto tutti i miei iscritti e vi abbraccio e alla prossima condivisione. Saluti dalla vostra Edgarda.